Buongiorno, sono Eleonora e vi do nuovamente il benvenuto a Un Sorriso in Più Family. Come vedete, oggi siamo all'aperto. C'è una giornata, c'è un po' di vento, ecco, lo sentite, però fa niente. Ho deciso ugualmente di invitarvi a che mi accompagnate oggi, anche se c'è una giornata di vento, perché vi propongo una delle attività più utili che ci sono e che ci fa benissimo. Avete già più o meno indovinato o intuito di cosa si tratta? Una bellissima passeggiata, perché camminare è un esercizio completo che ci aiuta tantissimo, non solo a noi, la parte dal punto di vista del corpo umano, sino anche per la mente, per il relax, ed è bellissimo. Perciò venite con me, io sono pronta, voi? Ho portato anche gli occhiali, Ah, mi raccomando, se c'è la giornata di sole, un po' di crema, protezione solare, come oggi un qualcosa per coprirci perché c'è un po' di vento, occhiali da sole e poi se usciamo all'aperto magari uscire in compagnia. È sempre importante uscire in compagnia e se portiamo un bastone o un legno che troviamo o che abbiamo questi attrezzi speciali per camminare che non mi ricordo come si chiamano, però da adesso alla fine mi ricorderò e ve lo dico, e allora portatelo con voi. Io mi sono portato occhiali, cappellino e mi sono messa un po' di crema per la protezione del sole. Andiamo? Siamo pronti? Via! Allora, intanto che camminiamo, noi muoviamo tantissimi muscoli del nostro corpo, dalla caviglia a quelli della testa, incluso io sto parlando anche quelli della bocca, del sorriso, della mimica facciale, muoviamo anche la muscolatura delle braccia, il nostro tronco si aiuta a stare ben dritti, e poi non solo quello, è proprio una cosa che bisogna fare quando si esce a fare una passeggiata, una camminata all'aperto è staccare la spina e lasciare tutti i nostri pensieri, preoccupazioni, quello che non ci lascia dormire o non ci lascia stare tranquillo, lo lasciamo in casa. Via, quello non ci accompagna durante questa passeggiata e adesso veramente sfruttiamo tutto ciò che ci offre. In questo caso che siamo all'aperto è bellissimo osservare la natura, sentire il rumore del vento, sentire il vento nella nostra pelle, nella nostra faccia, che è così bello, è una sensazione, il nostro senso del tatto è bello, questo vento ci dà tantissimo. Poi il rumore del vento, perciò dobbiamo essere anche aperti a sentire il rumore del vento, il grillo, i grilli che iniziano a uscire, magari il canto di qualche uccello, delle rondini che ci sono in questo periodo, e perché no anche gli odori anche magari di qualche albero di frutta, di qualche taglio dell'erba, del fieno, sono tutte cose veramente che una passeggiata ci offre, una passeggiata all'aperto, ed è molto bello, perciò vi invito veramente a sfruttare i momenti liberi che avete, e anche no, perché se non sono momenti liberi possiamo ricavare per noi stessi questi momenti e mi raccomando in compagnia, e sempre con le scarpe ottime per camminare, chiusi, delle belle scarpe tennis, e scegliere un terreno pianeggiante, un terreno privo di pericoli, no? E così perlomeno possiamo sfruttare ancora di meglio questo bel esercizio che è camminare. A parte che veramente il camminare serve tantissimo per dimagrire, e io penso che adesso con questa parola magari più persone si entusiasmano a fare questo tipo di attività.
possiamo ogni tanto anche fare un bel respiro, possiamo anche alzare le braccia, possiamo lasciarsi andare un pochettino. Bellissimo, dobbiamo proprio sentirci parte della natura, sentirci parte di questo intorno. È veramente una sensazione bellissima. Dobbiamo osservare anche tutti gli alberi, la natura, le nuvole, osservare ogni cosa che ci offre la natura, sempre però stando attento a dove mettiamo i piedi. Magari le persone che non hanno la possibilità di uscire all'aperto a fare una bella passeggiata, vi invito anche a farla in casa, in un corridoio, in un balcone, sulla strada anche, un marciapiedi che sia veramente in ottime condizioni, che non ci siano le radici di un albero per esempio, in casa. Allora, se dobbiamo portare delle cose, non so, da una camera alla cucina, o mi viene in mente stendere o qualcosa, facciamo più viaggi, non carichiamoci di cose per fare un unico viaggio, no, anzi meglio, facciamo avanti e indietro più volte, così facciamo più attività, perché il movimento è vita, perciò più ci muoviamo meglio stiamo. Intanto che camminiamo possiamo fare anche un altro tipo di attività, come per esempio esercizi con le gambe, di esagerare il passo, come questo che sto facendo io in questo momento. Però dovete stare molto attenti delle vostre condizioni, perché ognuno è diverso. Nell'eventualità che avete bisogno di qualche sostegno, allora a questo punto dovete cercare sempre un aiuto di fianco e fianco, o altrimenti se riusciamo a farlo, allora approfittiamo a farlo. In questo modo possiamo esagerare il passo, poi possiamo anche fermarci e fare un po' di quegli esercizi che vi ho proposto precedentemente per le braccia, come questo, lo alziamo, lo portiamo giù, vi ricordate? Ecco, per esempio questi, ci fermiamo un attimino, sempre però che siamo in una posizione stabile, possiamo fare anche un po' di questi movimenti, no? Tutti quelli che vi ho proposto precedentemente, che spero lo abbiate fatto, non una volta, tante volte. Ecco, per esempio, un'altra cosa che mi piace a me tantissimo fare intanto che cammino è aprire e chiudere le dita delle mani, perché spesso le teniamo giù e poi sentiamo proprio che sono pesanti. Allora non so, magari anche muovere le dita in questo modo. Poi magari ci fermiamo e possiamo anche alzare i taloni appoggiandoci bene sulle due gambe, aprendo un pochettino le gambe in modo che abbiamo più stabilità, e possiamo alzare i taloni in questo modo. Ripeto, ognuno deve stare molto attento a quello che riesce a fare, e se c'è bisogno di aiuto, di farlo sempre con un aiuto, perché gli esercizi in piedi sono, diciamo, da fare quando la persona ha un buon equilibrio, no? E riesce a stare nella posizione retta in modo giusto. Perciò, e se nell'eventualità che non riuscite a farlo, non c'è problema, potete fare anche a casa, mi raccomando, l'importante è muoverci. Anche camminare con un deambulatore in casa è già ottimo, no? Perché magari per una persona che riesce a camminare, fare anche 1 chilometro può essere poco,
Però magari per una persona fare 10 metri è tantissimo, per quello ognuno deve fare quello che riesce a fare e la cosa importante è sentirsi bene con quello che è riuscito a fare, siano 10 passi, 10 metri o anche 10 chilometri, no? Questo è importante, ognuno deve essere soddisfatto di quello che è riuscito a fare e la cosa più importante è farla. Questo è importantissimo, a casa, nel marciapiedi, su una strada, ancora meglio in un campo aperto in cui possiamo godere tantissimo della natura. Vi auguro un bellissimo periodo di vacanza e vi raccomando, approfittate ogni momento possibile per fare del movimento, per fare degli esercizi, per tenerci in forma, per pensare in voi stessi, in noi stessi, per essere ogni giorno più pimpanti, più belle, più energici. Vi mando un forte abbraccio, un bacio e vi aspetto al nostro prossimo appuntamento. Ciao!